Eder. McAllister. Purtroppo non fu Sterpin il primo a parlare di spazzatura. Infatti il 28 dicembre Fulvio Covalero, adesso il pensiero che lei sia buttata come dell'immondizia in un bosco o in riva al mare, questo non mi è insopportabile. Io dico la verità, dopo che ho visto i filmati ce l'ho ancora più con Sebastiano, provo più astio e rancore per lui, perché lui deve chiedere scusa a Liliana, deve chiedere scusa ai familiari, soprattutto perché lui non ha riferito immediatamente il giorno stesso, il giorno dopo, 2 giorni dopo, agli inquirenti che Liliana aveva 3 sacchi di immondizia e credetemi, in quella cucinetta si sarebbero visti i 3 sacchi di immondizia che non ci sono più. questo avrebbe aiutato sicuramente le indagini. No, le avrebbe cambiate assolutamente, secondo me avrebbe cambiato la vicenda, calcolando poi che lui parla sempre di suicidio, di allontanamento volontario. Se lui riferiva a questa donna, gli inquirenti avrebbero potuto, secondo il mio punto di vista, emanare sicuramente i video, come tante volte abbiamo visto da altri inquirenti in Italia. Ecco, avremmo potuto vedere, e soprattutto le persone tramite le TV locali, i giornali, le fotografie, sia come era vestita e soprattutto le persone qua di San Giovanni del nostro rione avrebbero avuto memoria subito di aver incontrato quella persona. 6 mesi dopo non è servito più nulla. È importante ricordarsi sempre che Gabriella non vide il video della scuola di polizia, a lei fu fatto vedere un fermo immagine, un fotogramma. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.